Sconfitta non dolorosa per il Palermo Futsal Club, che perde dunque con il risultato di 4-3 contro il Real Sports, ma passa al turno successivo di Coppa, sempre qui con probabilmente uno dei migliori in campo, se non forse il migliore in campo, Andrea Di Chiara. Lo salutiamo Ciao! e chiediamo subito: hai fatto un gol, un assist, tante giocate e poi una statistica molto molto interessante. Hai recuperato tantissimi palloni, sai fare tutto praticamente. Sì, diciamo che poi quando la partita si mette sul risultato negativo esce fuori il vero sé, quindi odio perdere come penso tutti, e se c'è da correre si corre per vincere. Hai avuto un inizio di stagione un po' turbolento, poche presenze, poco minutaggio, adesso invece stai trovando fiducia, anche quel minutaggio forse ti è mancato da parte del mister. Come ti senti adesso? Allora, più che il mister parlo sempre di me, perché mi rendo conto che arrivando da un campo a 11, dinamiche completamente diverse di calcio a 5, quindi non essendo abituato a fare un entra ed esci, abituato sempre a giocare, un pochettino a livello psicologico la prendi male. Però devo dire che col tempo sta passando, mi sto divertendo e sto capendo come funziona e cerco di dare sempre il 100%, al di là se il mister mi fa giocare o meno. Adesso invece torniamo al campionato perché la prossima sfida sarà contro il Marsala, una gara un po' particolare per te visto che hai giocato in quella squadra, ma calcio a 11 è un piccolo derby per te. Sì, sì, lo sento come piccolo derby, diciamo, perché è stata un'annata molto bella in Serie D, quindi è il mio primo anno di semiprofessionismo e a Marsala ho tanti bei ricordi, un bellissimo posto, quindi sarà una bella, bella, bella partita, molto sentita da parte mia. È terminata con il risultato di 4-3 la sfida tra Real Sports e Palermo Futsal Club, una sconfitta però non dolorosa, in quanto i rosanero tornano e comunque rimangono in Coppa Sicilia, sempre qui con uno dei protagonisti della sfida, Giovanni San Martino, lo salutiamo subito. Allora, Giovanni, non è un esordio per te, perché hai già fatto presenza in campionato, soltanto una manciata di minuti, adesso però il mister ti ha dato questa chance. Tanto prima di chiederti sulla partita, ti chiedo cosa ti ha detto prima di entrare. Allora, in realtà mi ha detto poco e niente, più che altro l'avevo capito dall'atmosfera iniziale, dal riscaldamento, dall'inizio, dai primi discorsi con Calì che diciamo, mi ha accompagnato in questo esordio, in questa prima partita, diciamo completa. E più che altro poi il mister non mi ha detto niente, ha detto poi la formazione iniziale, che iniziava, ma già diciamo me l'aspettavo, da riscaldamento me l'aspettavo. Calì è una figura molto importante per la tua crescita. Quanto lo ascolti e se lo senti anche al di fuori del mondo calcistico? No, 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 lo ascolto tanto, mi sta dando un grande aiuto soprattutto in questo primo periodo, diciamo io sto iniziando ora con il calcio a 5 e mi sta aiutando tanto in questo primo periodo, mi sta dando tanti consigli e diciamo molto preziosi, quindi lo ringrazio. Adesso invece parliamo un po' di campo, un po' della partita. Hai fatto tantissime parate, soprattutto quelle basse. Che partita è stata dal tuo punto di vista? Ah, dal mio punto di vista è stato emozionante, soprattutto i primi 10 minuti, diciamo poi con il primo intervento mi sono sciolto, poi con il primo gol diciamo siamo ritornati al punto di partenza, però no, alla fine mi sono divertito con alcuni interventi, sicuramente si poteva fare meglio, ma abbiamo tanto tempo per migliorare. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita di campionato perché si torna sabato alle ore 15:15 tra le mura del Tocia dove il Palermo Futsal Club non ha mai perso in questo campionato, sfida contro il Marsala. Ti chiedo se magari li conosci, li hai un po' studiati, cosa ti aspetti dalla sfida e come la preparerete. In realtà no, non li conosco, però mi aspetto una grande risposta dalla nostra squadra, diciamo veniamo da una sconfitta e quindi vogliamo dare una grande risposta e farci valere.